Passano da uno scatolone all'altro, rovistano, pesano i pacchi con le mani, li scuotono pensando di capire cosa c'è all'interno. Alla fine pagano e si allontanano in fretta per scartare e aprire lontano da occhi indiscreti. Fingono di essere solo curiosi, di non aspettarsi niente di particolare, che spenderanno pochi euro. La realtà è diversa. Il meccanismo è semplice, funziona. King Collis è una startup francese, acquista i pacchi che Amazon o i servizi postali smarriscono o non consegnano e li rivende a peso. Quasi 2 euro al letto, 20 euro al chilo. C'è chi è in coda da più di un'ora, quindi può rimanere 10 minuti tra gli scatoloni, sceglie, pesa e paga. Una curiosità contagiosa, i social fanno il resto. E così da giorni, nella hall della nave De Vero di Marghera, la scena è sempre questa, dalla mattina alla sera. In base a cosa ha scelto? Uno era grande e quindi mi ispirava e l'altro ho detto è piccolo e vediamo come va. Ha speso tanta? No, 50 euro, non di più. Quello grande, ad esempio, cosa potrebbe essere? Una scatola, non lo so, è sorpresa. È pronta a il tutto. regalo, no? I regali sono a sorpresa e quindi vanno benissimo. Curiosità più che altro. Quanto avete speso, posso chiedere? Sui 300 euro. 300. Parecchio. Sì, pensavo meno sinceramente, però poi sai, prendi, butta dentro, arrivi lì e te lo pesano. Ho sentito prima una signora lì tutta arrabbiata che trova 5 pacchi di sale grosso. Vengo dalla Moldavia, spero di trovare qualche bel tesoro. Quanto ho speso lo tengo per me. Le delusioni non mancano, i racconti diventano leggende, c'è chi dice di aver speso una manciata di euro e poi ti confessa che viene tutti i giorni. È come un gratta e vinci, un gioco d'azzardo che ti cattura, con la differenza che qui qualcosa porti a casa di sicuro, un cavo per il telefono, un bagno schiuma, una felpa, magari, però puoi sempre dire che è proprio quello che volevi. Avete speso tanto? 50, vediamo, speriamo. E come avete scelto? A caso, Sì, principalmente, un po' a caso. in base al peso, alla forma più che altro. È la mia prima volta e non so cosa troverò, spero bene. Come sceglierete? A caso, Provate a muoverlo, a scuoterlo. che se comprerò, sì. Avete un budget di quanto? Non ho un budget in questo momento. Provo a vedere se riesco a sentire col tatto cosa c'è dentro e poi vedrò. È tutto un mistero. Mistero, sì. Importiamo tutto dall'America, Cosa le piacerebbe trovare? ma non lo so. Qualcosa di elettronico? Qualcosa di elettronico, un telefonino, non so. È difficile però. Una cifra che è disposto a spendere? No, adesso vedo, può darsi che non spenda niente. Che faccia solo il giro per vedere cosa c'è. Giovani, adulti, pensionati, da soli, con gli amici, marito e moglie. Tutti sono elettrizzati, ti mettono allegria, l'ottimismo ti contagia. E poi, se non sei soddisfatto, va bene lo stesso. Meglio non farlo vedere, magari si può ritentare.